La storia non è acqua e traccia chiaramente la storia di questo confine, che è un confine chiaro, sacro per noi veneti. Confine sacro, per marcarlo lunedì mattina alle 11 il Consiglio regionale del Veneto si riunirà in sessione straordinaria sul posto, al Museo della Grande Guerra di Punta Serauta, 2950 metri di quota da raggiungere in funivia aperta eccezionalmente per l'evento. Appuntamento per la partenza alle 10 con i consiglieri leghisti che si presenteranno compatti per approvare la mozione che affida alla Giunta il compito di far rispettare il protocollo d'intesa firmato dai governatori nel 2002 che fissa la divisione del ghiacciaio, attribuito invece in toto lo scorso maggio da un parere dell'Agenzia del Territorio al Trentino. Noi non siamo guerrafondai, veniamo dalla storia della Repubblica Veneta, 1100 anni di storia e più, mai andati a far casini in giro per il mondo, ma pacificatori, gente che guarda con pragmaticità le cose. Noi non vogliamo far muro contro muro con i trentini, però dal 1778 è chiaro che nel ghiacciaio sono fissati i confini. E fin qui la storia, ma in questa battaglia c'entra ben altro, secondo il governatore. Il ghiacciaio finché non era produttivo non interessava a nessuno. Adesso il ghiacciaio è sport invernali, montagna estiva, ma anche sci estivo, e quindi è ovvio che quello che nel 1778 e successivamente era di interesse zero, oggi è interessante. Noi dobbiamo andare avanti però e difendere i confini del Veneto. Non saranno presenti i consiglieri del Partito Democratico che parlano di trovata propagandistica senza senso e attaccano. I problemi della montagna sono spopolamento, strade, ospedali, autonomia, altro che i confini. La regione dia risposte anziché organizzare inutili passerelle. Se il PD sarà assente a quella che ritiene una perdita di tempo, saliranno in alta quota, ma per scandire il loro no, quelli del Movimento 5 Stelle, con gli stessi motivi di dissenso. Quella che poteva essere un'occasione per parlare davvero dei temi della montagna veneta è stata gettata al vento, dicono i consiglieri. Onoreremo la memoria di tutti i caduti della Grande Guerra con la deposizione della corona d'alloro e naturalmente voteremo contro la mozione sulla Marmolada perché è inutile.